Vin dice il vin conta chi il vin lo fa, lo produce, lo migliora, lo studia, lo commercia. Siamo di arrivare sotto Nadal. Veloci, siamo tutti che se preoccupiamo cosa regalare, cosa non regalare, idee originali, cosa facciamo. E se provassimo a regalare un fiar di una vigna? Cosa potrebbe essere? Una bella idea? Ma certo, anche massa, natura, vin, Nadal, è tutto perfetto. E allora chi è che ne spiega questa bella iniziativa? Intanto salutiamo Federico Sambinello della Cantina Cavendalis. Buongiorno Federico. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Veneto Radio e ai Canaia per l'opportunità di far conoscere la mia azienda Cavendalis. Sono Federico Sambinello, il proprietario e fondatore. E ora Federico, spiega sta bellissima iniziativa. L'iniziativa Adotta un filare nasce dal desiderio di creare un legame tra le persone e la nostra terra. Chi viene qui nei Colli Ugani spesso si innamora del paesaggio. Con Adotta un filare vogliamo offrire la possibilità di non essere solo visitatori, ma parte attiva della nostra vigna. Anche a distanza, significa prendersi cura e aiutare una piccola realtà artigianale. Adottando un filare riceverai un filare dedicato con una targhetta. Inoltre potrai avere una degustazione per 2 persone in sede, oppure un'alternativa che decidiamo assieme, e riceverai alla fine una cassa con 6 bottiglie. Questa può essere anche una buona idea per un regalo natalizio originale. Ringraziamo Federico Sambinello della Cantina Cavendalis. Saluto Veneto Radio e il Canaia e tutti gli spettatori. Grazie e ci vediamo alla prossima. E ne altri nel Movanti con Garangheo e il Veneto Sebeo.